Questo non è il super sindaco, dovete dirlo a tutti. Super Mario. Ha stravinto, ha dato una grande lezione soprattutto di civiltà, di umanità e diciamo, diciamo che assolutamente nasce una nuova era per Treviso, un nuovo corso per Treviso. La piccola Etene oggi c'è. Grazie Mario. Grazie. Il governatore del Veneto Luca Zaia è tra i primi ad arrivare in Piazza dei Signori questa mattina per abbracciare, per congratularsi con il neo sindaco Conte. Questo è l'allievo che ha superato Maestro, scrivetelo. No. Zaia, che aveva creduto sin da subito nella candidatura di Mario Conte, al punto da sposare il progetto di una lista con il suo nome accanto a quello di Gentilini. Durante la conferenza stampa, Zaia ringrazia così il nuovo primo cittadino. Desidero ringraziare Mario perché ci fa vivere un sogno, no? Bisogna essere vivi per vivere i sogni. E Mario ci ha fatto sentire ancora più vivi. Grazie Mario, veramente grazie di cuore. Il governatore poi spiega quali siano stati gli elementi che hanno permesso di raggiungere questa vittoria. Saper trasformare un progetto politico in un progetto amministrativo, di dimostrare ai cittadini che parli politicamente, sei lotta di guerra, ma poi sai essere anche lega di governo nel momento in cui presenti una squadra, un candidato, dei candidati e i cittadini poi ti danno il 53, il 54% al primo turno, magari contro un sindaco uscente e quindi ti fa capire che hai uomini e donne presentabili sul territorio. Intanto, dopo i festeggiamenti, il presidente del Veneto è pronto domani a partire per Roma, dove con il ministro Stefani riaprirà il tavolo per l'autonomia della regione.